Oltre che a Treviso e Padova, tra poco i farmaci terapeutici a base di cannabis potrebbero essere venduti anche nel veneziano. Si tratta di composti medicinali prescritti dal medico di base che, dopo aver accertato che il paziente può avere benefici per alleviare i dolori in numerose patologie, può chiederne il confezionamento alle farmacie. Per il momento sono una decina quelle già coinvolte in Veneto. I farmacisti veneziani si stanno preparando, curiosi di avere maggiori dettagli. Si tratta infatti di farmaci che vengono letteralmente costruiti con dosaggi e composizioni adattate singolarmente a ogni paziente, a seconda delle sue condizioni fisiche e delle sue necessità e rispettando le norme rigide in materia. A Mestre anche i cittadini intervengono sull'argomento e le posizioni sono diverse. Non sono d'accordo. Perché? Perché poi la prendono tutti, anche i giovani. Però sarà solo con la prescrizione del medico. E poi ci sono sempre le vie, se la fa prendere da uno più adulto e se la prende. Se le vendono vuol dire che ci sarà un motivo, immagino che ci sia da avere fiducia nell'ente che segue la gestione. Se decidono che il cannabis abbia un principio attivo che curi le persone, ritengo che ci sia pensare che sia così. O nel caso di somministrazione in farmacia, i mestrini temono, e qui l'informazione dovrà essere migliorata, visto che le regole per le prescrizioni sono molto rigide, che si possano verificare degli abusi. Mi dispiace, non sono d'accordo, per niente. Saranno per curare il dolore. Ma bisogna vedere dopo se prendono solo quelli che hanno bisogno per curare il dolore, se poi uno approfitta. Teme gli abusi dopo lei? Sì, soprattutto per i ragazzi giovani. C'è poi chi, pur in linea teorica favorevole, non gradisce che questi farmaci vengano distribuiti all'esterno delle strutture ospedaliere. Ospedali che al momento sono cauti, attendono maggiori riscontri prima di passare a una fase operativa. Personalmente non sono affatto d'accordo. Questo tipo di prodotto, dovrebbe essere utilizzato solo su posti molto particolari, non certamente all'interno degli ospedali o case di cura, ma non in farmacia. Esatto. Infine c'è chi allarga la questione a tutti i farmaci potenzialmente proibiti, anche se per motivi diversi qualcuno potrebbe richiamare l'effetto doping e passare una linea dura e indiscriminata. Ci sono gli atleti che si dopano e cosa facciamo? Togliamo le medicine perché ci sono atleti che si dopano? Non credo proprio.